Sono Maurizio Facchin, abitavo a Lamon, ora mi sono trasferito a Bergamo dal 1982 dove vivo con la mia famiglia, 1982 anno nel quale mi sono diplomato all'Istituto Minerario di Agordo. Per me l'Istituto Minerario di Agordo è stato una scuola speciale, veramente speciale, sia dal punto di vista culturale, per tutto ciò che mi ha dato, tutto ciò che mi ha insegnato, ma soprattutto per la crescita personale, oltre che professionale, che mi ha garantito. Frequentare l'ambiente agordino con le esperienze dei vecchi minatori, quindi esperienze di solidarietà, di vita importante, vita difficile, vissuto in miniera, tra stenti, difficoltà, spesse volte lontani da casa, conoscere queste persone ci ha trasmesso quel senso di appartenenza, quel senso di solidarietà che mi ha fatto molto crescere a livello personale e mi ha dato degli stimoli per approfondire la mia professione e cercare di svilupparla al meglio. Cosa ricordo dell'istituto? Ricordo tantissime cose, ho molti ricordi belli, a partire da tantissimi professori che per me sono stati, oltre che dei professori, dei veri e propri formatori. Non posso dimenticare il professor Fenti, l'ingegnere Stragà, sicuramente la Chiara Cason, la Claudia Gandolfi, che la nostra professoressa di geologia è arrivata appena laureata ad Agordo e ci ha portato in quinta a fare gli esami. Sono persone che mi hanno dato tanto dal punto di vista personale, oltre che come formatori. Ricordo anche la professoressa Valcozzi nell'italiano e tanti altri che non cito, ma solo perché la mia memoria non è proverbiale. Molto interessante per me dell'istituto minerario, quello che qualifica, una delle cose che qualifica l'istituto minerario sono sicuramente i laboratori, quindi la possibilità di fare esperienza pratica contestualmente allo studio, ed è un aspetto che a me è servito molto. Ricordo con piacere i rilievi topografici. Io ancora oggi nella mia attività professionale sono un appassionato della topografia, che ho imparato e ho imparato ad amare, oltre che a realizzare proprio all'Istituto Minerario. È una scuola di altissima formazione per le materie che studiavamo, tantissime materie molto importanti. Ricordo con piacere arte mineraria, arricchimento di minerali, geologia, mineralogia, la topografia, come ho già detto, ma anche materie un po' particolari come galleria, dove andavamo a realizzare praticamente quelli che potevano essere degli scavi in galleria. Quindi partivamo dal rilievo topografico in sotterraneo, arrivare poi a montare anche i marciavanti in legno, calcolare l'area compressa necessaria per portare al fronte con i martelli pneumatici che usavamo noi la pressione dell'area compressa necessaria per forare la roccia. Sicuramente una scuola completa, completa da tutti i punti di vista. Grazie a questa esperienza, appena diplomato, ho partecipato a un concorso. Nel 1982 la Regione Lombardia ha delegato alle province le competenze sulle attività estrattive di cava. Io ho avuto la fortuna di vincere il concorso in provincia Bergamo, dove ho lavorato. Sono riuscito a diventare con gli anni responsabile dell'ufficio cave, le cave di pianura in particolare, e ho avuto modo di valutare progetti di cave, soprattutto di assumere l'incarico di ufficiale di polizia giudiziaria, perché ero responsabile della polizia mineraria, quindi attività di controllo sulla sicurezza delle maestranze sul lavoro, che l'ho sempre vista come una grande opportunità di interscambio di informazioni. Infatti avevo la possibilità di parlare, di confrontarmi su problematiche sempre di attualità con i cavatori che andavo a verificare. Dopo un po' di anni che lavoravo in provincia, io sono figlio di commercianti, quindi alla mattina ero abituato, 6:30 dovevo essere in negozio, alle 8 di sera quando dicevo a mio papà guarda che i miei amici cominciano l'allenamento fra mezz'ora, lui mi diceva vabbè, se hai voglia di andare a correre vuol dire che non sei stanco abbastanza, c'è da riempire la scaffalatura, c'è da pulire il pavimento,
e quindi ero abituato a essere impegnato molte ore al giorno. Ho avuto l'opportunità invece, lavorando solo 8 ore in provincia, di poter fare l'università, nonostante avessi voluto, mi fosse piaciuto poter fare ingegneria mineraria però c'era solo a Bologna, Torino e Trieste e richiedeva la frequenza. Quindi ho fatto geologia a Milano, è stata la mia fortuna, sono riuscito a laurearmi. Dico la verità, tantissime materie per me sono stato un ripasso di quello che avevo studiato alle superiori. Dopo la laurea, nel periodo ancora che ho svolto come dipendente pubblico, ho avuto l'opportunità di fare dell'attività professionale, soprattutto all'estero. Ho fatto delle perizie per delle cave in Wyoming e ho avuto modo in particolare di collaborare per la redazione della Carta delle pietre ornamentali del governo del Wyoming e del Montana. Abbiamo fatto poi anche 16 progetti esecutivi di cave di marmo in Wyoming. Dal 1999 ho uno studio professionale con 6 dipendenti, ci occupiamo prevalentemente di cave, facciamo progetti di cave un po' in tutta Italia e abbiamo sempre cercato di dare delle attività afferenti e correlate con l'attività di cava, e quindi abbiamo sviluppato delle progettazioni che riguardano anche impianti di recupero rifiuti, partendo dal recupero delle demolizioni, arrivando invece adesso agli impianti più complessi che vanno a recuperare le scorie di acciaieria, piuttosto che il cartongesso, piuttosto che le guaine isolanti, e ci occupiamo moltissimo di progetti di bonifiche di siti contaminati. Abbiamo fatto dei piani di caratterizzazione di siti contaminati a Trieste, in Sicilia, nel Milanese, di aree molto grandi. Che cosa ricordo dell'istituto minerario? Come dicevo prima, ho dei bellissimi ricordi. Recentemente ci siamo rivisti dopo 35 anni con i miei compagni di classe, uno dei quali, Faustino D'Avanzo, lavora negli Stati Uniti, era presente anche lui. Ho scoperto che 2 dei nostri compagni hanno fatto una carriera importante nel settore della medicina. Tantissimi hanno portato avanti il lavoro del perito minerario. La cosa bella è che dopo 35 anni ci siamo rivisti con gioia, con grande volontà, grande voglia di stare insieme. Nessuno di noi ha parlato, o pochissimi, per pochi minuti abbiamo parlato dell'attività che stavamo facendo, ma tutti abbiamo ricordato i tempi dell'istituto. E questa per me è stata una cosa molto, molto bella. Che cosa dire? Adesso mi commuovo. Per me l'istituto minerario è stato sicuramente una scuola di alta formazione, ma sicuramente direi soprattutto una scuola di vita, una grandissima scuola di vita.